di Dedica Festival. Io sono Andrea Visentini dell'Associazione Culturale Tesis, organizzatrice del Festival Dedica, appunto. E sono la persona che coordina, segue un po' le anteprime itineranti in giro per la regione Friuli Venezia Giulia, proprio per introdurre quello che sarà dal 7 al 14 marzo a Pordenone, ovvero il festival monografico dedicato quest'anno appunto allo scrittore libico Hisham Matar. Siamo molto contenti di essere a Cervignano, è il secondo anno che siamo presenti. Di questo devo ringraziare Alessia Zambon, l'assessore alla cultura, che adesso vi passerò. Se lei non vuole mai parlare, no? Se la conoscete bene, lei non vuole mai parlare, però le tocca ogni tanto il momento istituzionale. No, volevo ringraziare appunto il comune di Cervignano, la biblioteca, i ragazzi della Casa della Musica, perché per noi è un piacere essere qua. È una location anche un po' distante, diciamo, geograficamente da Pordenone, però abbiamo visto che comunque qua ho scoperto che c'era un interesse per il Festival Dedica, no, dall'anno scorso, che non mi aspettavo. C'è sempre stato un pubblico che ci seguiva a Pordenone, di questo mi ha fatto molto, molto piacere. Con Alessia abbiamo avuto modo di conoscerci, insomma, per il Festival del Coraggio da un paio d'anni, e devo dire che personalmente, se posso aprire una piccola parentesi, il Festival del Coraggio, anche se parliamo del Festival Dedica, è un altro festival che è veramente meraviglioso, un festival stupendo, e di questo bisogna dire solo grazie a chi ha avuto l'idea di questa iniziativa, per cui a te Alessia, se vuoi dire due parole. E come faccio a dirle adesso? Così lusingata e arrossata. Non è che io non voglia parlare, è che i cittadini di questa comunità, proprio perché è una comunità in fermento, mi ascoltano almeno 2 o 3 volte al giorno, per cui ho davvero il timore di tediarli. In ogni caso vi do il benvenuto in questa bella, bella proprio Casa della Musica. Voi lo sapete che è un centro culturale permanente, è uno spazio libero, aperto, sempre partecipato, è un luogo dove è naturale che nascano alleanze generose come quella che abbiamo stabilito presto con Dedica. È uno spazio che abbiamo voluto così, libero e ben disposto all'ascolto. È così da quasi 10 anni, sarà così anche in futuro certamente, almeno fino al 2022. Ma sì, anche dopo, dai, anche dopo, sì. Anche dopo, sicuramente. Proprio perché è uno spazio proprio vitale e fertile, qui nascono e si stabiliscono incontri preziosi. Quello con l'associazione Tesis e con Dedica è nato l'anno scorso, per cui è un legame recentissimo, eppure già saldo e già amichevole. Lo scorso anno in questo auditorio abbiamo ascoltato i versi di una poetessa che io amo smisuratamente, che è Gioconda Belli. Abbiamo sentito parole piene di sentimento, piene di passione, piene di rebeldia, e ci pareva veramente di sentire odore di caffè e di Nicaragua. Oggi invece sentiamo odore di mare. Oggi canteremo il Mediterraneo, che è un patrimonio smisurato di visioni e di culture, che è culla di grandi slanci, di grandi progetti quasi sovraumani, e che però, come rimanda la cronaca tutti i giorni, è anche luogo di grandi, terribili dolori. Ecco, noi lo cantiamo ricordando anche quello che accade tutti i giorni in quelle acque e su quella rotta. E benvenuti a tutti voi e benvenuti a Dedica anche quest'anno e l'anno prossimo. Grazie, grazie infinite. Grazie Alessia. Per introdurre gli artisti che si esibiranno questa sera, direi 2 parole brevemente su Hisham Matar, no, che sarà il protagonista del Festival Dedica. Perché chiamare Hisham Matar, che è un autore di origini libiche, che non ha scritto moltissimi libri, però quei pochi libri che ha scritto sono libri che colpiscono veramente nel segno. Premio Pulitzer nel 2017 per il romanzo autobiografico Il ritorno. Tutta la sua scrittura, tutta la sua opera è incentrata sulla figura del padre, la figura del padre che era un diplomatico
libico, avverso al regime di Gheddafi. Le circostanze hanno voluto che fosse rapito all'estero appunto degli uomini, degli agenti segreti egiziani, e fatto sparire nelle carceri libiche. Lui, Hisham Amatar, proprio da questo fatto ha iniziato a elaborare un po' la sua letteratura, la sua scrittura, che è imperniata sulla costante ricerca di un'assenza del padre, un'assenza oltre che fisica anche metafisica. Proprio è una scrittura molto, molto delicata, introspettiva e molto forte. È inevitabile, parlando di questo argomento, almeno leggendo i libri, che ci venga in mente Giulio Regeni, no? Anche quello è un caso di una persona che è scomparsa in quelle terre, e Hisham Matar speriamo che sia un intellettuale che ci possa dare una testimonianza su ciò che sta accadendo adesso in Libia, che possa dare una voce diversa rispetto a quelle che sentiamo dai telegiornali tutti i giorni, per capire un po' quello che sta accadendo, perché insomma proprio per questo servono gli intellettuali, no? Lo spettacolo di questa sera vede coinvolti 3 musicisti molto apprezzati, molto noti, che questa sera si ritrovano con il Caleido Trio, ovvero Gianni Fassetta, Giuseppe Barutti e Paolo Muscovi. Un mare di suoni richiama, come ha detto Alessia, a un sacco di immaginazioni. Il Mediterraneo ci offre le sponde nostre, le sponde al di là, insomma, dà la possibilità di incontrare tante culture, tante civiltà e pertanto tante declinazioni musicali e intellettuali, e sono sicuro che quello che sarà questa sera sarà un viaggio affascinante, per cui io chiamerei gli artisti. Ecco, prego. Dei quali siamo veramente molto onorati della loro presenza nel nostro percorso di anteprime di Dedica Festival. Bene, non mi resta che augurarvi buona serata e lasciare ai nostri amici la scena. Grazie. Questo mare, queste sponde vicine tra loro, che inevitabilmente si sono avvicinate, si sono allontanate, sono state percorse da molti popoli, quindi uno scambio commerciale, uno scambio politico, uno scambio storico, uno scambio di lingue, uno scambio ovviamente di cultura, e non può mancare uno scambio musicale. Noi tracceremo per quanto possibile, perché ovviamente non possiamo toccare tutte le culture, non possiamo toccare l'antichità, non possiamo toccare tutto quello che è ad appannaggio di un popolo che dalle radici è arrivato fino all'età moderna, per cui un'evoluzione musicale che è ad appannaggio sicuramente di ogni singolo Stato, ma che comunque tra di loro sono venuti in contatto. Iniziamo con un brano che non c'entra nulla con le sponde del Mediterraneo, se non per il fatto che ci è stato dedicato da un compositore vivente, da Virginio Zoccatelli, e quando è venuto a sapere di questa nostra proposta ha detto: vi scrivo io un brano. Il popolo veneziano della Repubblica Veneta è stato un popolo che ha navigato moltissimo, che è andato in Medio Oriente e che lì è stato formato ed ha formato, e vi scrivo una barcarola veneziana. La barcarola è classicamente veneziana, è l'andamento delle onde, è il cullare delle onde che determinano poi questi canti, barcarole appunto perché l'onda che coinvolge la gondola, i battellieri, e poi via via con questo andamento che parte con una tonalità classica sentirete un approccio verso il Medio Oriente. Come sentiremo questo approccio? Da una tessitura normale, classica, andremo verso le scale che sono le scale diverse dalle nostre. Come facciamo a capire? Una semplice scala come la nostra non ha nulla di arabo, mentre sentirete un po' alla volta affacciarsi questo tipo di scala. E quindi sono le scale, i vari toni e semitoni che determinano poi le varie scale che andremo a sentire nel corso della serata. Iniziamo con questo brano, Sentieri d'Oriente, ed è l'inizio del nostro viaggio.
andare dalla Venezia, quindi dalla Repubblica Veneta al Medio Oriente, siamo passati accostandoci alla Grecia, la Grecia che ovviamente non possiamo toccare in quanto culla della cultura anche musicale, quindi molto importante, però abbiamo scelto una danza, due danze per la verità, due danze in una, e ci è sembrato caratterizzante della cultura greca questa danza che è chiamata il Sirtaki, che in realtà il Sirtaki è una danza abbastanza recente, intorno agli anni 60, ma è nata perché è l'insieme di due tipologie di danze, una molto lenta e l'una invece molto rapida, che inizia lentamente e poi si evolve sempre più veloce. Di Theodorakis, la danza di Zorba. E ci troviamo tra le coste dell'Asia minore, quello che era un tempo Troia, quindi la conquista di Troia. Siamo nella zona turca, qui ci siamo sentiti un po' Ulisse che parte poi per il ritorno ad Itaca e invece che un breve viaggio si trova da una parte all'altra del Mediterraneo toccando varie culture, e così noi in
Però della tradizione turca abbiamo scelto un brano particolarissimo, un brano molto conosciuto che sicuramente avete già sentito. Questo brano fa parte sì della cultura turca, ma si trova in quasi tutti anche i paesi del Nord Africa, segno che questa melodia è uscita dai confini, segno che i confini vengono tracciati solamente dall'uomo, ma la musica non può essere ingabbiata. Per cui con testi diversi, a velocità diverse, con strumentazioni diverse, questa melodia si sente in paesi diversi nella parte del Mediterraneo. Uskudara. Come le scale si stanno modulando, come sta cambiando la tessitura. Stiamo perdendo la parte armonica che avete sentito nel primo brano, dove c'è comunque un accompagnamento, avete sentito il violoncello che armonizza, quando il violoncello canta armonizza la fisarmonica. Stiamo perdendo questo e stiamo entrando nell'aria, nella melodia, nel canto. E qui siamo in Egitto, ci siamo spostati dalla Turchia e arriviamo in Egitto. Particolarissimo questo brano, che è un'aria di devozione che noi vi presentiamo con questi tre strumenti che non sono strumenti originali, per cui non abbiamo la possibilità di fare tutti i suoni, ma siamo in contaminazione continua. Tuttora la musica libica, la musica della Tunisia, la musica araba è in evoluzione, per cui anche la presentazione con questi strumenti è una continua contaminazione. Ad accompagnarmi in questo viaggio con la percussione che non può mancare in questa tipologia di programma, Paolo Muscovi. E al violoncello Beppe Barutti. Ovviamente questi canti, con la voce o con la strumentazione originale, hanno tutt'altro effetto, perché con la fisarmonica, con un pianoforte, con una strumentazione occidentale non possiamo fare tutti i suoni che sono intermedi tra una nota e l'altra.
Se io dovessi fare dal Do al Fa, devo fare obbligatoriamente solo questi suoni, perché ho dei suoni che sono stati stabiliti alla fine del Seicento, in particolare con Bach, per cui siamo passati ad un'altra tipologia di scale musicali. Già il violoncello invece questo lo può fare, perché non ha una cordatura fissa, può fare per esempio questo effetto. E quindi si avvicina alla modalità araba, perché può fare tutti i suoni intermedi, quello che si può fare con la voce e quello che si può fare intonando con gli strumenti tradizionali. Nasam Areyama, canto egiziano. Canti, melodie che restano in sospeso perché ovviamente non hanno le risoluzioni che siamo abituati a sentire nella nostra musica occidentale. E ora siamo ad Israele. Il popolo ebreo ben poco si conosce dell'antichità dal punto di vista musicale, se non andiamo a vedere proprio è solamente la musica sacra ebraica, però si sente moltissimo in questo popolo, nelle proprie musiche, e l'influenza dei vari paesi dove questo popolo è stato confinato. Per esempio si sente un po' di musica russa, si sente un po' di musica polacca, si sente un po' di musica francese, cioè non c'è un'identità ben precisa perché ognuno poi in queste composizioni riversa quello che ha percepito nei vari stati in cui si è trovato. Grande è l'importanza che la musica ebraica riveste per i riti, e noi vi abbiamo portato 4 piccoli brani, veramente brevi, che però sono indicativi del matrimonio, dell'arrivo della sposa, della danza rituale del matrimonio, del saluto, della preghiera, della ninna nanna, tutto quello
popolo a cui viene rivolto l'interesse della cultura ebraica.
Ed ora siamo ad una svolta, perché in questo momento passiamo nelle coste dell'Africa settentrionale, che va dal Marocco fino all'Egitto. In questo periodo abbiamo musica esclusivamente berbera. Ovviamente l'Africa si divide in due per quanto riguarda la tradizione musicale. Tenete ben presente che non esiste l'arte musicale, in questi popoli ancora non esiste l'arte come forma musicale, nemmeno in Occidente fino al 600, quando si aprono i primi teatri e quando la musica viene pensata anche come prodotto musicale, quindi l'impresario, il teatro, l'allestimento. Qui siamo veramente ancora in un mondo dove l'esternazione della musica serve ad esternare proprio i sentimenti, un attaccamento incredibile alla terra e ai riti delle stagioni e dei popoli. In questo periodo, dicevo, quindi verso il VII secolo d.C., comincia un'invasione tra virgolette, ma di invasione musicale si tratta sicuramente. Il mondo arabo con tutta la sua cultura, quindi tutta la mole di tessitura e scrittura musicale araba, si riversa perché l'Islam arriva e conquista tutta la parte settentrionale dell'Africa. Non solo, addirittura arriva in Spagna, dove tutta la parte meridionale viene ad essere un califfato, di fatto un califfato arabo. E qui abbiamo l'Andalusia, tanto importante perché prima abbiamo la musica andalusa cosiddetta classica e poi questa viene contaminata e si fonde insieme con la musica araba. E nasce la musica arabo-andalusa, che è meravigliosa perché riprende le varie arie e vengono rimodulate proprio fondendo i due stili. Ora vi facciamo sentire un brano che è molto classico, però è stato scritto riprendendo un tema andaluso prima dell'arrivo degli arabi. Quindi sentirete anche un po' di Spagna. Questo ci è stato offerto dal compositore Marco Becca, che ha voluto scrivere un suo arrangiamento su questo tema, purtroppo solo un tema, solo un frammento, perché non c'è la composizione intera. Il brano si chiama Frammenti ed aria notturna su un tema andaluso.
Ed ora sentiamo la trasformazione. Questo avete sentito era sobrio, non aveva tutti i semitoni arabi, e sentiamo la fusione con un canto arabo-andaluso originale. È tanto forte che mai più verrà tolta da tutta la parte musicale dell'Africa settentrionale, anche nel periodo che è una conquista comunque fatta molto lentamente, per dei secoli. Quando nel XV secolo l'impero ottomano, l'impero dei Mori, viene respinto di nuovo verso le proprie terre, è un ritorno lentamente che nell'Africa settentrionale lascia questi segni, e ormai la linea è tracciata e tutta la melodia si risente di questo arabeggiante, di questo stile, come avete sentito in questa aria, in questa canzone. Dall'Africa settentrionale passiamo all'Italia. Nell'Italia meridionale abbiamo in questo periodo la famosa pizzica, la famosa tarantella, un genere musicale che troviamo in tutta l'Italia meridionale, che va dalla Campania fino alla Puglia, per la Calabria e anche la Basilicata. Ci sono anche degli aneddoti al riguardo di questi brani, sembra scongiurassero oppure addirittura fossero dei medicamenti per eliminare il morso, il veleno del morso della tarantola. Ovviamente questi sono aneddoti, in effetti era una danza che può diventare anche giga, e quindi vi eseguiamo una pizzica salentina.
Ecco, il nostro viaggio finisce a questo punto con la pizzica. Avete sentito che nei vari brani c'è sempre la contaminazione di qualcosa di arabo, e abbiamo sentito anche per quanto riguarda la struttura musicale, questi brani che sono molto brevi per quanto riguarda le esecuzioni. Ovviamente in questi riti, in queste feste, in queste cerimonie venivano ripetuti continuamente, quindi duravano molto di più, anche perché venivano ripetuti con testi diversi o con accompagnamento diversi. Però vi lasciamo con un brano che è tratto dalla letteratura francese, anche la Francia si affaccia sul Mediterraneo, e caratterizzante proprio la cultura francese è il Walzer Musette. Del Walzer Musette vi eseguiamo Indifferenza. Solitamente alla fine della nostra performance lasciamo anche libertà di qualche domanda, perché essendo un incontro che non è prettamente musicale, non è neanche prettamente culturale, ma un misto, ci può essere dell'interesse, perché nel nostro percorso ovviamente tocchiamo qualcosa, ma ovviamente il materiale è così vasto che non c'è possibile.
interessante, è un argomento vastissimo, quindi se c'è qualche domanda, allora vi lasciamo. Vi proponiamo un brano tra quelli che abbiamo fatto, il brano che è entusiasmante dal punto di vista musicale, che è La danza di